Va ora in onda Filo Diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Vi abbiamo già appesi per i piedi una volta. Gravissimo quello che è successo ieri mattina al Consiglio Comunale a Genova, dove un esponente del PD, il consigliere comunale Claudio Chiarotti, si è rivolto all'ex assessora di Fratelli d'Italia Alessandra Bianchi e a tutto il centrodestra durante una bagarre che si è scatenata in Consiglio Comunale, appunto, dove si discuteva, ricordo la commemorazione dell'attivista conservatore statunitense Charlie Kirk, e si faceva riferimento anche a questi proiettili con i quali è stato ucciso, con la scritta Bella Ciao. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi tempo perfetto, bellissimo, 26-27 gradi, sole, beati coloro che sono ancora in spiaggia a fare il bagno. Ma per discutere della notizia del giorno che ha avuto rilievo a livello nazionale, siamo in diretta con la nostra capogruppo in Consiglio Comunale a Genova, Paola Bordilli. Ciao Paola. Ciao, buongiorno a tutti. Buon giovedì. Allora Paola, dove ti trovi in questo momento? Guarda, sono a casa, come stavi raccontando c'è un tempo bellissimo, quindi da casa mia si vede il mare, è una fortuna della nostra città, poter vivere con queste giornate ancora settembrine, veramente così belle, calde, che ci fanno ancora sentire un po' l'estate. Allora, dunque, ho riferito alla frase di ieri detta dal consigliere comunale del PD nei confronti del centrodestra, un fatto vergognoso, inaccettabile, gravissimo. Bisogna dire che per onore di cronaca che Claudio Chiarotti poi si è scusato, ma la Lega ha chiesto le dimissioni del consigliere, ovviamente, ma siccome tu eri lì, testimone in diretta della notizia, volevo un po' sapere da te che cosa è accaduto. Sì, guardate, allora devo dire che è stato tutto molto imbarazzante, anche perché Claudio Chiarotti ha fatto presidente di municipio anche per un mandato, quindi insomma è una carica PD importante nella nostra città. Pensate che ieri nella sua concitazione, perché noi abbiamo chiesto questo minuto che ci è stato negato, successivamente siamo rimasti noi in silenzio e poi ci hanno attaccato fortemente proprio su questo minuto, dicendo che si era fatta una cosa illegale. Da lì è scoppiato urla soprattutto da parte della sinistra, sia da Linea Condivisa che dal CPD, e urlavano tutti talmente forte che non abbiamo avvertito subito questa interlocuzione del suo consigliere. Fortunatamente c'era un microfono aperto del consigliere dietro che ci stava parlando, e la stampa ha sentito benissimo queste parole. Non appena quindi ci siamo resi conto, si è letto su un giornale locale dice queste parole, abbiamo chiesto subito la parola, una sospensione della seduta della commissione consigliare del Consiglio Comunale, scusatemi, devo dire, noi abbiamo chiesto subito le scuse sia da parte del sindaco che della giunta, che del consigliere, che di tutto il consiglio. Devo dire che il sindaco si è scusato a nome della giunta. Chiarotti che si è scusato definendosi antifascista, e quindi dicendo che in qualche modo questo suo essere tale lui lo rivendica con orgoglio, e ha
ecceduto chiedendo scusa e dicendo che non vi sono fascisti nel Consiglio Comunale della città di Genova. Quello che però ci sta veramente facendo male e quello che non comprendiamo, ma c'è davvero come possa essere possibile, è che non c'è stata mezza parola, di condanna, di dissociazione da questi comportamenti, da queste parole, sia da parte del segretario PD di Genova, Simone D'Angelo, sia da parte di tutta la componente ampia, larga del cosiddetto campo largo. Cioè nessuno pubblicamente ha fatto nessun riferimento a quanto è successo, nessuno si è dissociato. Noi crediamo che questa cosa sia una cosa gravissima, perché in un momento proprio simile che sta vivendo il mondo, non soltanto la nostra città, la nostra nazione, simili frasi devono venire condannate seduta stante, senza se e senza ma. Questa difficoltà da parte del cosiddetto campo largo di dirlo chiaramente, di dire chiaramente che ieri sono state dette cose sbagliate e che i singoli partiti si dissociano, perché noi vogliamo sentirci dire questo, e non è stato così. Non è stato così, e quindi noi sia ieri che poi oggi soprattutto, oltre a ribadire le dimissioni richieste come consigliere comunale, perché chi pronuncia frasi simili non può sedere in un luogo dove vengono rappresentati tutti i nostri cittadini, ma noi abbiamo chiesto oggi come Lega che a questo punto, visto questo silenzio assordante della politica di area centrosinistra locale, abbiamo chiesto che la politica nazionale, a partire dalla Elly Schlein, dica chiaramente che si dissociano da questi comportamenti che ci sono successi nella nostra città. Oltretutto, guardate, ieri stavamo discutendo nel Consiglio Comunale delle linee programmatiche della amministrazione, e fra le linee programmatiche l'amministrazione aveva messo proprio nella primissima pagina i valori della città, definendoli come valori legati con l'antifascismo. Noi abbiamo proprio chiesto ieri un emendamento che vada a parlare sia dell'antifascismo, dell'anticomunismo e più in generale di di tutta una parte legata con i valori contro ogni forma legata con i regimi del totalitarismo. Abbiamo chiesto anche che venga scritto apertamente nelle linee programmatiche che l'amministrazione condannerà sempre ogni forma di violenza, sia a parole sia a fatti, per le vittime dei regimi. Abbiamo chiesto questo perché nella nostra città spesso si fa fatica, oltre che a chiedere scusa, come è stato prima, a condannare episodi quali per esempio gli atti vandalici che vengono fatti contro targhe, sia verso Ugo Venturini che verso Norma Saccosetto. Troviamo che tutto questo vada a generare un clima che non è degno di nessuna città d'Italia, non è degno proprio non è degno. Genova. Ascolta Paola, abbiamo ancora un minuto con te. Ecco, Sì. Vi abbiamo già appesi per i piedi una volta in un'aula in consiglio comunale di una grande o piccola città italiana, chiaramente fa capire qual è il clima, e tra l'altro sembrerebbe che appunto il PD non abbia nemmeno raccolto la dichiarazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che proprio l'altro ieri ha detto che l'odio moltiplica l'odio e la violenza moltiplica la violenza. Ecco, questo clima qui a Genova tu lo respiri, si respira nel centrodestra o no? Perché insomma dopo anche
quella famosa immagine che è stata pubblicata dai movimenti di sinistra con Charlie Kirk, diciamo a testa in giù, è un clima brutto che purtroppo nella nostra città, nelle istituzioni si respira, voglio dire anche, guardate, giusto ora è stata sconvocata una commissione che dovevamo fare domani. Avevamo chiesto di poter continuare un consiglio comunale martedì per evitare di spendere soldi pubblici il giorno dopo, e forse si evitava anche questo triste fatto che è successo, ed invece la maggioranza non ha voluto concederci altre ore a disposizione. Si narra anche perché il sindaco Salis dovesse fare la festa di compleanno. C'è un atteggiamento verso l'aula consiliare, verso la nostra parte di aula consiliare, che sicuramente non è un atteggiamento dialogante, da persone che spesso invece si ergono a essere soltanto loro, soltanto quella parte, i paladini di ciò che è giusto. Ecco, quindi ancora di più, credo davvero che a questo punto serva che a livello nazionale ci sia una presa chiara di posizione per fare lavorare molto meglio tutti coloro che nelle istituzioni credono, vivono, lavorano. Benissimo, allora ti ringraziamo per la tua testimonianza di questo fatto gravissimo successo ieri. Ricordo ancora il Consiglio Comunale a Genova, il consigliere del PD che ha attaccato il centrodestra dicendo vi abbiamo già appesi per i piedi una volta, poi si è scusato, per onore di cronaca bisogna dire anche questo, però il caso rimane effettivamente gravissimo, vergognoso e inaccettabile questo clima di odio che è arrivato anche in Sala Rossa a Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova. Grazie ancora al nostro capogruppo comunale di Genova, Paola Bordilli. Ti salutiamo e ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Paola. Buona giornata, buon lavoro a tutti. Ciao. Grazie ancora alla nostra Paola, e rimaniamo a Genova naturalmente anche per fare un po' il punto ulteriore punto politico con il nostro segretario organizzativo Andrea Carratù, che tra l'altro è stato anche presidente del municipio centro-ovest di Genova, e quindi conosce veramente bene il territorio, diciamo l'ex sindaco dei Caruggi, io lo chiamo. Ciao Andre, ci sei? Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti. Allora, abbiamo parlato in apertura del nostro collegamento con Paolo Bordilli del caso che è successo in Consiglio Comunale. Lo ricordo ancora una volta, si stava parlando dell'assassinio di Charlie Kirk, l'attivista statunitense ucciso nel campus universitario nello Utah, negli Stati Uniti, attivista conservatore vicino a Trump, del suo proiettile con Bella Ciao. Ricordo tra l'altro appunto che quando era stata eletta la sindaca Silvia Salis, insomma la sinistra era entrata vittoriosa a Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, cantando proprio Bella Ciao. Insomma, questo fatto di ieri è veramente grave, Andrea. Sì, è grave perché chiaramente la consigliera di Fratelli d'Italia ha fatto notare un fatto di cronaca, perché voglio dire, questa cosa della pallotta Bella Ciao è nota a livello mondiale. Un consigliere del Partito Democratico, tra l'altro un ex presidente di municipio, quindi io da ex presidente so che valore istituzionale ha una figura che dovrebbe essere super padre, bisogna esserlo nella coscienza. Io 40 anni che faccio politica, sempre nel centrodestra, nessuno mi ha mai detto di dover andare ad attaccare l'avversario con violenza, di andare a
combattere affinché questo non potesse parlare, non potesse manifestare. Mai accaduto una cosa del genere. Ho organizzato decine di manifestazioni, ho partecipato a decine di manifestazioni, non è mai successo quello che a sinistra invece fanno quotidianamente. Ieri la cosa più grave, appunto, questa frase dove alla consigliera di Fratelli d'Italia, tra l'altro una donna, si riempie tanto la bocca di rispetto verso le donne, ha urlato: vi abbiamo già appeso una volta per i piedi, quindi una chiara minaccia che onestamente mi ha fatto davvero rabbrividire, in sé perché ha richiamato tempi comunque che in Italia si sono già vissuti di violenza per ragioni politiche, soprattutto dopo quello che è successo negli Stati Uniti. È stato un pessimo richiamo, motivo per cui io anche via social ho chiesto immediatamente le dimissioni del consigliere, perché le scuse non bastano, perché queste frasi escono da chi proprio nell'intimo prova questi tipi di sentimenti, quindi di odio verso il nemico, che non è l'avversario politico, è il nemico, e dell'odio di tutte le idee che non sono proprie, che non sono condivise. Quindi questo è veramente. Devo dire che il consigliere, scusa Andre, lo sottolineo ancora una volta, abbiamo già spiegato con Paola, il consigliere del PD poi si è scusato. Ecco, però chiedo anche a te. Sì, ma nelle scuse, se vuoi, come si dice, la top è peggio del buco, perché poi alla fine ha rivendicato il fatto che lui contro uno che secondo lui potrebbe essere un fascista, è un comportamento che lui adotterebbe, perché lui dice se vi incontrassi nei corridoi e pensassi che di trovarmi davanti a un fascista, e non è il vostro caso perché qui credo che fascisti non ce ne siano, il mio atteggiamento sarebbe questo. Quindi la cosa è comunque insita nella persona, perché uno si definisce antifascista, lo deve essere dei comportamenti, perché quindi la libertà di parola, il fatto di rispettare le idee altrui vuol dire questo, vuol dire l'antifascismo è questo, perché il fascismo cosa diceva? Inculcava delle idee, no? Nel momento in cui tu mi vieti, soprattutto poi all'interno di, attenzione, siamo un'aula istituzionale, di dire quali sono le mie idee, di esprimere il mio pensiero, di esprimere le mie idee, è un fatto veramente, veramente grave, motivo per cui stavamo pensando di fare un esposto in questo senso. Ah, ecco, questa è una notizia che non ho ancora letto sui giornali, un esposto contro il consigliere del PD, quindi? Sì, contro il consigliere del PD e anche altre persone che sui social hanno appoggiato questo tipo di atteggiamento. Noi crediamo che questi siano avvisi pericolosi, in qualche maniera bisogna mettere un freno, no? Perché qua si va davvero oltre. Se qualche stupido ascolta queste parole e crede che se un consigliere comunale dice queste cose e passa indenne, vuol dire che tutto sommato sono cose che si possono fare. Sono molto preoccupato per l'attività politica di chi è nel centrodestra, perché se questa cosa passa senza un provvedimento molto molto grave, che deve essere quello delle dimissioni, a parte che non ho sentito, a parte la sindaca che ieri ha espresso il suo pensiero e si è dissociata, io dalle segreterie di PD, di 5 Stelle, di Verdi e Sinistra non ho sentito nulla, esattamente come non ho sentito nulla su Norma Corsetto. Quindi tempo un mese sono successi 2 fatti estremamente gravi, estremamente violenti, politicamente esecrabili, perché non esiste una cosa del genere, e dalle segreterie di questi partiti della sinistra non si è alzata mezza voce. Quindi il fatto che ecco, appunto, ti dicevo, c'è stata un po' una dissociazione della sindaca Silvia Salis, però non c'è stata una netta condanna senza se e senza ma. Cioè, questo clima di odio alimentato dalla sinistra, c'è, lo avverti anche tu, anche a Genova o no? Come no? Ma certo, sì, ma io, ripeto, sono molto preoccupato, e sono stati anche episodi che hanno riguardato i giovani della Lega un paio di anni fa, quando durante una cena per commemorare gli eventi del Balilla, davanti al ristorante sono presentati quelli del centro sociale del centro storico, perché non volevano far uscire i militanti giovani della Lega. Quindi anche lì un atto violento, che grazie a Dio nulla è successo per l'intervento della polizia e della Digos, ma non è possibile tollerare questi tipi di episodi. Anche in quel caso nessuna parola di condanna, di solidarietà da parte dei partiti della sinistra, che si inalberano quando uno sbaglia un termine, che sono così precisi nel mettere le A, le O, le U, a seconda della declinazione maschile, femminile e neutra, ma su queste cose gravi
non dicono nulla. C'è già un precedente recente in Regione Liguria dove il consigliere dei 5 Stelle Giordano accusò il centrodestra di provare piacere a bruciare le persone, esattamente come si parlava dell'inceneritore. Pensate un po', questo parlando dell'inceneritore dice il centrodestra provava piacere prima a bruciare le persone, proverà piacere a bruciare adesso le cose. Cioè, proprio cose assurde. Anche in quel caso si scusò, ma la cosa fu gravissima. Anche in quel caso passò tutti in cavalleria. Non va bene. Questi sono atteggiamenti che sono inaccettabili. Quindi è l'ora di muoversi. Abbiamo sempre taciuto, adesso probabilmente qualche provvedimento in più noi lo chiederemo. Allora, tu hai parlato del centro storico, volevo un attimino cambiare pagina, chiudere questo argomento, aprire un altro, abbiamo purtroppo soltanto 3 minuti a nostra disposizione, però la realtà è che a Genova c'è meno sicurezza con la nuova giunta di centro-sinistra. Infatti la giunta Salis ha deciso di dare uno stop al taser in uso per i nostri agenti della polizia locale. Tu appunto lo ricordavo, sei stato poi il sindaco dei Caruggi, come lo chiamo io, appunto presidente del municipio del centro-ovest, che comprende anche il nostro centro storico di Genova, che è un po' la zona rossa dal punto di vista della sicurezza, anche per la questione diciamo così spaccio di droga da parte prevalentemente di extracomunitari o di stranieri. Comunque in ogni caso insomma questo addio al taser da parte della giunta comunale di Genova per i nostri agenti della polizia locale, insomma io lo trovo un fatto veramente incredibile. Sì, incredibile, ma mi sorprende poco, nel senso che comunque il solco si vede bene da chi ancora da prima governa una città importante. Pensate Sala a Milano, dove dopo l'inseguimento famigerato in cui un ragazzo extracomunitario morì sulla moto, non fu indicato il pericolo di quelli che andavano in moto, ma dei carabinieri come avevano fatto l'inseguimento, se avevano fatto giusto, se avevano fatto sbagliato. Cioè, qui il dito è sempre puntato verso le forze dell'ordine, quindi mi meraviglia il fatto che non l'abbiano fatto subito. Però nell'immediato la giunta Salis cosa ha fatto? Ha preso nuovi accordi in prefettura con polizia e carabinieri per il controllo del territorio, dove in qualche maniera si è ritirato con il proprio corpo di polizia locale dal controllo del territorio. E per esperienza vi posso dire che i cittadini, quando vedevano gli agenti di polizia locale, che ricordiamo sono stati messi nuovamente in centro storico dalla prima giunta Bucci con i nostri assessori di Lega, Garassino e Pogliale, erano stati messi il numero di 100 uomini all'interno del centro, quindi un numero veramente molto elevato, perché concentrato in centro storico non è un numero irrilevante, con dei compiti ben precisi di controllo del territorio. E i cittadini se ne sono accorti, e come? Come adesso si stanno accorgendo del fatto che questo ritiro, questo passo indietro alla polizia locale sta facendo diventare più insicuro il centro storico. Questi sono i dati che sui giornali, sui quotidiani si leggono ogni giorno, quindi direi che è una testimonianza da parte della cittadinanza che dopo pochi mesi, 4 mesi, si sta già in sofferenza. Chiediamo un cambio di passo. Se il cambio di passo è quello di levare anche l'unico sistema di difesa della polizia locale, che è il taser, direi che è veramente un pessimo passo. Anche in questo caso noi lotteremo a fianco della polizia locale, che reputiamo davvero importante avere in maniera corretta, proprio in maniera che si possa anche difendere dalle aggressioni di certi personaggi nelle vie e nelle piazze della nostra città. Benissimo, allora il nostro tempo a disposizione è scaduto, quindi ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata e buon lavoro. Grazie ciao Andre. Saluto a tutti, ci vediamo a Pontida, tutti a Pontida. Ci vediamo a Pontida, io vado sabato a Pontida, mi raccomando. Un'ultima notizia velocissimo, si è inaugurato oggi il Salone Nautico di Genova, oltre 1000 imbarcazioni esposte, bellissimo, si concluderà martedì 23. Per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto, linea a Milano da Fabrizio Graffione. Avete ascoltato Filo Diretto.